Alla luce di questi ultimi fatti di cronaca, di quello che è successo a Parigi, cosa divide il cristianesimo dall'Islam? Ma io penso che la manifestazione di ieri sia stata una bella testimonianza di come ci si incontra e ci si possa incontrare nel nome della pace, della non violenza e del rispetto di ogni persona umana, indipendentemente dal credo religioso e dalle convinzioni personali. La riflessione che questa mattina come studio teologico stiamo facendo ha appunto un tema che è molto attuale, la violenza nella Bibbia, a partire da alcune riflessioni di carattere antropologico e filosofico. E penso che è vero che l'aspetto della violenza fa parte della natura umana, però penso anche che l'approccio a una dimensione religiosa o filosofica possa e debba elevare questo istinto violento, permettendo una convivenza civile, tranquilla, rispettosa degli altri. Poi nella fede cristiana l'apice lo si ha nel perdono e nell'amore per l'altro, addirittura nell'amore per il nemico. Però è chiaramente un cammino di civiltà, prima ancora che oltre che essere un cammino religioso. Perché come temi di questo convegno avete accostato violenza e sacro e poi mafia e religione? Perché riteniamo che quello della violenza sia un tema che attraversi un po' tutta la storia dell'umanità, che attraversi anche la nostra storia. Molti dei mafiosi pentiti, almeno da quello che ci dicono le testimonianze, sono persone che leggono la Bibbia, che hanno immaginette dei santi, che partecipano alla processione dei santi, che qualche volta le manipolano, quindi non è un'altra cosa la mafia rispetto alla religione, qualche volta si nasconde dentro la religione o è una religione dentro la religione, è una religione distorta, e quindi stiamo cercando di capire anche questo aspetto che riguarda da vicino la nostra terra e la nostra cultura.